Allora, signori, benvenuti, buongiorno, anche se qua diluvia, è brutto tempo, ma non è mai brutto tempo per godere del bellissimo hockey di questo pazzo sport, come lo chiamiamo noi. Un buongiorno quindi da Desmo Max e Max e Desmo. Sì, siamo quelli di Giovanissimo Minuto. Oggi abbiamo avuto l'onore, l'incarico di trasmettervi oggi e per altri 4 giorni, l'onore e l'incarico di trasmettervi le finali nazionali della categoria Under 11 di hockey su pista. Quindi giovanissimi atleti, giovanissimi. Quindi il nostro nome oggi sarebbe anche azzeccato. Quindi giovanissimi atleti, parliamo di ragazzi, la musica non siamo capaci. Aspetta che vi vediamo. No. Dicevamo giovanissimi atleti, ragazzi di 9-10 anni che in pista si daranno battaglia per 4 giornate. Oggi ci saranno la bellezza di 9 partite. 9 partite, termineremo alle 19 con l'ultima partita e 20:30 avremo la cerimonia d'apertura. Quindi partiamo subito con la padrona di casa Breganze che scontra lo Scandiano. Scandiano. Sì, giustamente mi dicono parti piano, ci sono 4 giorni, però io quando entro in modalità commento, in modalità desmo, difficile fermarmi. Comunque, dicevamo, si parte subito con dal calendario è Scandiano Breganze, infatti Scandiano è a sinistra con la maglia bianca e a destra abbiamo Breganze. Intanto vi leggo le formazioni, voi seguite il campo. Per lo Scandiamo, Borokov Timur col numero 5, con il numero 11 Turturro Mattia, con il numero 3 Canovi Lucia, con il numero 4 Gabrielli Alessio, con il numero 9 Parente Salvatore, con il numero 1 il portiere Rinaldi Matteo. Scandiano ha solo un portiere, quindi non sbaglieremo. Con il numero 8 Savkeric Nazar, lo chiamerò Nazar perché farò fatica a pronunciare il cognome, con il numero 8, con il numero 6 Giuliano Cancellara e col numero 2 Carlotta Barbieri. Il capitano è Gabriele Alessio, in panchina abbiamo Rocca Bausa Alejandro. Risponde il tiene con il numero 1 Postelnicu Matteo. Qui abbiamo due portieri, vedremo poi chi gioca col primo, mi pare Postelnicu Matteo già pronto in porta. Sausa Maculan Giovanni con il 2, con il 3 Andrea Tiella, con il 4 Alvise Sperotto, con il 5 Alex Rampon, con il 6 Martino Bottin, con il numero 7 il capitano Tommaso De Bortoli, con il numero 8 Tommaso Rizzitelli, con il numero 9 Giulio Gasparotto e con il numero 10 l'altro portiere Gabriele Bezzaro. Tutti agli ordini di Pozzan Fausto, l'avvocato, arbitra il signor Rago Alfonso. Allora, andiamo subito in pista dove le squadre sono partite a sprombattuto. Allora, abbiamo detto che Scandiano è in porta è in campo con Rinaldi, 5-4-2, vediamo quindi Borokov, con il 4 abbiamo il capitano Gabrielli, con il 2 Barbieri, vediamo chi mi manca all'appello. Numero 5 e il numero 9, eccolo lì, ma mi hanno dato il parente, mentre Breganze risponde con Postelnicu. Sicuramente avremo il capitano De Bortoli col numero 7, eccolo lì. Oh, attenzione, Scandiano si fa pericolosa, riparte proprio con il suo capitano De Bortoli. Nel quartetto base abbiamo anche Sperotto, Alvise. E c'è il gol subito di Breganze che con il suo capitano si porta sull'1-0.
Quindi riparte subito Scandiano da sotto. Le stavamo leggendo il quartetto di Breganze. Rizzitelli con il 4 e con il 6 Motin. Breganze subito pericolosa. Questa sarà una delle più lunghe giornate di trasmissione, in quanto alle 20:30 manderemo in onda la cerimonia d'apertura con tutte le squadre in pista. Si giocherà ogni ora e mezza, quindi tempo anche per andare a prendersi un caffè per chi si è preso la giornata di ferie, soprattutto qualche nonno seduto sul divano a gustarsi, oltre che le performance del nipote, anche tante altre belle partite. Negli anni la qualità di gioco anche in queste categorie sta salendo vertiginosamente. Stiamo imparando a vedere partite con gesti tecnici pregevoli anche a quest'età. Ci aveva provato il capitano Sperotto scusate, il capitano Gabrielli Alessio di Scandiano a provare maggior fortuna, fermato da Breganze. Ora parte con un bel gesto destra-sinistra il numero 9, Parente Salvatore. Torna indietro, Trottola cerca il tiro, presa al volo dal difensore di Breganze, era in agguato Gabrielli, può ripartire il capitano di Breganze che va fino in fondo, fino da Rinaldi, a niente di fatto. Capitano De Bortoli ha segnato a 12:48 dalla fine del primo tempo, ovvero dopo solo 2 minuti e 12. Comunque la partita rimane equilibrata, anche Scandiano si fa vedere adesso con questa pregevole iniziativa, sempre del capitano Gabrielli, che appare il più scatenato, quello che si è acceso prima. Intanto si accende già il semaforo verde con la T di time out dalla parte di Mister Roccabuzza Alejandro, che avrà sicuramente qualcosa da dire ai suoi per rimetterli meglio in campo, che stanno un po' subendo. Ora Carlotta Barbieri, dopo l'intervento, non trovava più la palla, recuperata dai suoi compagni, ma attenzione al capitano, sempre De Bortoli. I due capitani, eccolo qua, il gol quasi di rapina del numero 4, Sperotto Alvise. Dopo il tentativo del capitano, la palla rimane ferma davanti al portiere Rinaldi. Arriva come un falchetto affamato sulla preda il numero 4 di Breganze, al secolo, Sperotto Alvise, e la insacca. E quando mancano 9:18 alla termine del primo tempo, Breganze si porta sul 2-0. Time out anche per noi. Ecco qua, tutto è pronto per riprendere il gioco. Il gol di Sperotto Alvise è arrivato giusto giusto al 9:18 sul time out chiesto da Mister Rocca.
Scandiano, come detto, col suo capitano, il biondo e cappelluto, anzi castano. Gabrielli Alessi, scatenatissimo, grinta da vendere. Tocca tutte le palle lui. In effetti lascia anche poco spazio ai compagni di squadra. Breganze sembra giocare un po' più di squadra. Ora bella l'iniziativa del numero 9 che lascia sul posto l'avversario. Parente Salvatore si lancia verso la porta, difesa da posto inutile, niente da fatto però. Riparte velocissimo Mottin Martino che però va a scontrarsi col portiere di Scandiano. E però alla fine c'è il gol. Riesce a buttarla dentro. In seconda battuta, penso che sia stato sempre il gol di Bottini. È rimasto lì davanti. Non abbiamo il replay. Dalla regia mi dicono che non sempre manderemo il replay, almeno in queste prime partite. Stiamo rodando la macchina. Quindi 3-0 per Breganze. Arriva adesso nel sito il gol di Martin Martino, registrato a 8:26 dal termine. 5 secondi fiscati dall'arbitro Rago Alfonso. Una girandola di arbitri, cambieranno ogni partita. Dicevamo 9 partite oggi in programma. 5 del girone A, 4 del girone B. Girone B che esordirà con Montebello, Sarzana. Niente di fatto, non c'è fallo, riparte il contropiede Breganze con il suo numero 6. Mottin era appoggiato dal minuto Rizzitelli, se non ho visto male, numero 8. Rizzitelli Tommaso, me lo ricordo, sì, premiato anche qua al Tita Carraro come miglior giocatore. Davvero minuto quanto grintoso e anche dotato tecnicamente. Basta guardare i piedi di Tommaso, i pattini microscopici, fanno capire quanto sia minuto questo ragazzino, che già in occasione appunto circa un mese fa del Tita Carraro si era fatto notare aggiudicandosi a fattor comune il premio del miglior giocatore del torneo, sicuramente dato anche per la sua giovane età e per la grinta che aveva messo in campo in tutti i minuti in cui aveva varcato la pista. 5 secondi subiti anche da Breganze, arriva contemporaneamente il time out chiesto da Pozzanfalco. Andiamo in pausa anche noi. Si riprenderà con un fallo, una palla per Scandiano, prodotto dei 5 secondi fischiati da Rago Alfonso. L'arbitro litiga con Barbieri e Gabrielli per fargli mettere bene la palla e per dirgli fischio io. Questi ragazzi hanno il fuoco dentro.
per loro la pallina non dovrebbe essere mai ferma. Attenzione, ci prova e ci riesce a sorprendere Postelniku. Il numero 6 di Scandiano, cancellare Giuliano, vedete il replay. Oh, è saltato. È arrivato all'ultimo, è saltato un attimo i dati. Un po' in ritardo Postelniku su questo classico fondamentale o tentativo del giro dietro porta e la palla tra portiere e palo. Quando l'uomo gira così o tenta l'alza e schiaccia o il taglio in mezzo, ma se il portiere è in ritardo gliela caccia dentro tra pattine e palo. E ciao Pep. Vediamo se Scandiano ora volerà sull'animo dell'entusiasmo per l'apertura delle marcature. Bravo Cancellara Giuliano, anche il più alto in campo. Ora è lui invece in fase difensiva, ma Capitan De Bortoli torna sugli scudi, mette pressione a Scandiano. La palla però viene liberata sempre da Scandiano che non riesce a uscire, ne esce con l'autore del gol, Cancellara, che ha segnato a 6-11 dal termine del primo tempo. Guardate il Rizzitelli. Dopo, a termine partita, chiederò alla mamma se posso portarlo a casa una sera perché faccino troppo simpatico. Combattono sotto di noi. Scandiano ancora in possesso palla, vediamo se l'autore del gol riesce a liberare. No, alla meglio Rizzitelli che ora si mette d'accordo col capitano per riparare, ma no, scivola il numero 2 di Breganze, Sausa Maculan, appena entrato. E quindi non vi è la possibilità di Breganze per ripartire. Palla a Scandiano. Guardate, il capitano vuole bersi tutta Breganze. Eccolo, sempre lui, stavolta pronto. Postelnico. Attenzione, contropiede. Breganze 1-2 perfetto, davanti alla porta, è entrata, sì. E qui un po' di colpa ce l'ha il portiere, vedete, di Scandiano, che aveva anche fatto la parata, poi se l'è buttata dentro lui. Il gol logicamente viene assegnato al capitano di Breganze, De Bortoli Tommaso. E si va in time out, questa volta il secondo chiesto da Rocca Bolza Alejandro, il mister di Scandiano. Si riparte. Scandiano rischia di subire 5 secondi perché già nel passaggio da centrocampo non si sono intesi i due giocatori. Bello l'incrocio colpito dal capitano di Breganze. Ora riparte sempre Scandiano con Gabrielli. Gabrielli torna indietro, appoggia sul compagno col numero 9, Parente Salvatore. Abbiamo un H2 scritto a mano con una grafia. Ci siamo, Scandiano, giro dietro porta, ci riprova questa volta. Postelnuco gli dice, beh, me l'hai fatto una volta,
2 anche no. Armeggia dietro la porta, l'autore dell'unico gol di Scandiano, Cancellara. Lo prendono tra le maglie quelli di Breganze, che ora partono un bel contropiede. Era stato il capitano De Bortoli a liberare Sperotto. E ora c'è l'altro gol di Breganze, che con il suo numero 4 al secolo Sperotto al Vise. Eccolo qua il gol. Libero davanti alla porta, non riesce a intercettare Rinaldi e Breganze apre la porta del frigo per inserirvi la torta. Porta del frigo comunque ancora aperta, la partita è lunga, però Breganze inizia a fare un pensierino già sul primo successo di giornata. Partire con una vittoria sicuramente apre le porte per il girone. Gironi fatti da 5 squadre. Ricordiamo che a seconda dei risultati di girone poi andremo a separare i due campionati. Chi si giocherà il campionato e chi la Coppa FIRS nazionale. Andranno a giocarsi la Coppa, ricordiamo, le quarte e quinte dei rispettivi gironi, mentre le prime 3 accederanno alla fase finale del campionato. Bellissimo questo gol, ancora confezionato da Breganze. Non è gol, scusate, mi ha ingannato il rumore del palo, un bel palo, poi la palla è vero è uscita alla destra. Quindi Scandiano a 54 dalla fine, quando inizia il veloce countdown dell'ultimo minuto. Rimane sotto 5-1. Un'altra discesa del numero 9 di Breganze. Gasparotto Giulio, anche lui ne è entrato. Sta facendo girare tutti, mister Pozzanzi. La kermesse è lunga, si gioca per 4 giorni. Almeno 2 partite al giorno. Come non ambire per la formazione di casa, sperare di portarsi a casa un risultato importante proprio qua nel loro palazzetto, che tra l'altro sabato sera ospiterà un evento di portata, ovvero la finale per accesso alla Serie 1 tra Breganze e Scandiano. Finisce quindi il primo tempo. Breganze sopra per 5-1. Ci vediamo tra poco.
Eccoci qua. Allora, chiediamo scusa agli amici, agli spettatori e ai tifosi del roller hockey scandiano. Roller hockey scandiano. Da come leggo sull'H2, il mio regista vuole fare il saccente. Essendo di prima mattina abbiamo sbagliato lo stemma, chiediamo scusa a entrambe le società. E intanto c'è il gol dall'altra parte di Rizzitelli Tommaso. L'ho chiamato, guardate Tommaso scende, riceve fredda. Rinaldi Matteo. Bravo Rizzitelli Tommaso che porta 6-1 il risultato. Il gol di Tommaso arriva dopo 17 secondi del secondo tempo. Stavo dicendo che ci scusiamo, chiediamo scusa a entrambe le società. Siamo partiti presto anche noi stamattina. Non commetteremo più questo errore. Quindi si riparte 6-1 per Breganze. Lo score parla di De Bortoli, Sperotto, Mottin, De Bortoli, Sperotto, Rizzitelli per Breganze, mentre il gol di Scandiano è di Cancellara Giuliano a metà della prima frazione di gioco. Non c'è tempo per Scandiano di rimettersi in linea. Chi arriva subito un altro gol siglato da Sperotto Alvise, il numero 4 di Breganze. Time out chiesto dal mister di Scandiano, sicuramente non contento di come i suoi ragazzi hanno approcciato il secondo tempo, che ha visto 2 reti nel giro di 60 secondi. Vediamo se mister Pozzan chiederà ai suoi di risparmiare giri, risparmiare benzina per questa lunga kermesse. Ripetiamo, 4 giorni di finali. Un autentico spettacolo. Stanno andando in onda anche le partite della categoria Under 17. Max, dove sono i 17? A Seregno. Quindi rimaniamo nell'Alta Italia. Lombardia e Veneto ospitano rispettivamente 17 e 11. Settimana prossima ci sarà la 13 a Sarzano. La settimana dopo ancora Castiglione ospiterà l'Under 15, Valdagno l'Under 23. Unitamente all'Under 13 logicamente si giocherà anche l'Under 19, l'unica che non ho nominato. Under 19 che andrà in onda da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno a Correggio, appunto unitamente all'Under 13 che sarà a Sarzano. Quindi 3 weekend di fuoco, 11-17, 13-19 e 15-23. Assegneremo tutti i titoli nazionali delle categorie giovanili di questo pazzo e bellissimo sport, supportato da una federazione che mette in onda tutte le partite su YouTube, a partire da questi ragazzini, da questi bambini di 9 e 10 anni.
Tanto ho ammonito il dirigente in panchina, ma appunto parliamo della nostra federazione che dà la possibilità di seguire in diretta le partite sin da questa prima categoria da Under 11. Uno spettacolo per parenti e amici vedere i loro beniamini in diretta, acclamati durante le finali nazionali. Questo è quello che facciamo anche noi durante l'inverno di Giovanissimo Unito, cercare di trasmettere più partite possibile dei nostri campionati veneti per dare spazio, visibilità a questo sport, a questi ragazzi. Tanto era stato Saus Alberto di Breganze a prendersi la munizione verbale da Rago Alfonso. Saus Alberto secondo dirigente, evidentemente un po' troppo veemente nella protesta. Partita sostanzialmente corretta, solo due falli commessi da Breganzi, un fallo solo commesso da Scandiano. Il cronometro segna 11:45 al termine di questa prima frazione di gioco. Intanto arrivano le tifoserie della partita successiva. Bello vedere come parenti, amici, simpatizzanti, tutti si attrezzano con magliette di vari colori, con i numeri dei loro beniamini, mamma del 7, nonno del 9, cugino del 24. Questa è la moda degli ultimi anni. Bello ancora adesso il tentativo del numero 4 di Scandiano, il capitano. Viene leggermente arrotato da quelli di Breganza. Si può continuare per Rago Alfonso. Niente di fatto. Riparte testa bassa il numero 9 di Scandiano. Parente Salvatore, niente di fatto, va a chiudere Breganza. Ora riparte. Con molta nonchalance, va giù, mette in mezzo. Era il tentativo di Mottin Martini. Si lotta senza tregua. Una lotta tra Rizzitelli Tommaso e Carlotta Barbieri di Scandiano. Era riuscito ad uscire Scandiano. Passaggio al capitano che però perde palla, disturbato dall'altro capitano. Erano De Bortoli e Gabrielli a giocarsi la palla. Ora bello lo scambio, palla in mezzo per De Bortoli, protegge, torna indietro. Era stato passaggio di Xaux a Maculano. De Bortoli però non era riuscito a puntare subito la porta. Ora arriva il time out. Time out, ce la posso fare. Chiesto da Roccabozza. Time out anche per noi.
Eccoci qua, torniamo in campo. Breganze intanto ha chiuso la porta del frigo, ha messo dentro 3 punti. 8 minuti dal termine. Sì, 8 minuti sono tanti, ma per quello che stiamo vedendo in campo, Breganze sta meritando questa vittoria. Il risultato forse sì, fin troppo rotondo, causa anche del disgraziato avvio del secondo tempo di Scandiano, che ha visto 3 gol. Scusate, 2 gol nel primo minuto del secondo tempo, che si era chiuso col parziale di 5-1. Guardate comunque come Pozzan Fausto, il mister di Breganze, non perda occasione di incalzare i suoi giocatori. Anche a partita quasi decisa, bello il tentativo del numero 4, Sperotto Alvise era andato giù da solo, poi poco preciso al momento di tirare. E ancora lui che lotta dietro porta, riesce a uscire Gabrielli, il capitano di Scandiano. Appare fare spesso un po' troppo tutto da solo. Si lotta nell'angolo alla destra della porta difesa da Rinaldi Matteo. Ora riparte il numero 9 di Scandiano, Parente. Bellissimo il tentativo di Sperotto Alvise. La palla simile sotto sopra la traversa di pochi centimetri. Fortunato Alvise, per quanto era stata bella la sua discesa e come si è liberato. Alvise avrebbe sicuramente meritato il gol, però il merito è una cosa, il gol è un'altra. Alvise, come detto, il più attivo dei suoi. Attenzione, la palla finisce in panchina, rischia di fare delle vittime. Tutti pronti attenti a schivarla. Nessun ferito, tranquillizziamo i parenti a casa. Ancora Sperotto mette in mezzo, quasi un non look, talmente non look che il compagno Parente non se l'aspettava, infatti perde palla Scandiano, riparte Breganze, ma recupera ancora Scandiano, che però non è riuscita in questa partita a rendersi pericolosa negli ultimi 2 metri davanti ai portieri di Breganze. È stato comunque anche un bel intervento nel secondo tempo del portiere che ha giocato il secondo tempo di Breganze, ovvero Bezzaro Gabriele con numero 10, autore di una bella parata proprio sul tentativo di Gabrielli qualche minuto fa. Palla finisce nell'altro campo, quasi Gabrielli si prende troppo tempo, infatti sembrava non contare Rago, ma in effetti la palla era stata mandata da Scandiano, quindi Rago fischia i 5 secondi e poi c'è la bomba che dopo aver colpito il casco finisce alla porta, bomba scagliata da Mottin Martino. Vedete, casco, palo, gol. Poco attento Rinaldi Matteo. Intanto 2 cambi, entra il numero 5 per Scandiano al secolo Borakov Timur, capigliatura e lineamenti non tradiscono il cognome, e anche una spilungonissima Canovi Lucia, la più alta in campo.
sembra una modella, sui pattini arriverà a 1,50 m. Altro tentativo dell'autore dell'ultimo gol, Mottin. Niente di fatto, ci riprova Mottin. Si è acceso come l'albero al giorno di Natale, ovvero all'ultimo giorno, per dire che Mottin in questi ultimi 5 minuti ha dato fondo a tutta la benzina che aveva nella riserva del serbatoio, andando a realizzare l'ultimo gol, ovvero quello dell'8-1. E successivamente, attenzione, c'è un rigore fischiato da Rago Alfonso per un fallo commesso sul numero 9. Parente Salvatore, proprio lui, no, va il capitano. Capitano Gabrielli contro Vezzano, Gabrielli spara alto, la palla poi si insacca anche nella rete di contenimento, non c'è possibilità di Gabrielli per cercare il colpo in secondo battuto. Nettamente fuori, seguita comunque dal guanto di Vezzano. Scandiano accende le ultime polveri, dimostrando comunque una bella grinta di non darsi mai per vinto, soprattutto con il suo capitano Rosso Paurazzo come i suoi calzettoni. Non ha risparmiato una goccia di benza. Sperotto scusatemi, Gabrielli Alessi. E sempre lui Gabrielli, niente. Vezzano è entrato davvero bene, il portierino di Breganza nel secondo tempo, già 3 belli interventi che tengono a 0 il parziale del secondo tempo, che parla di un 4-0 per Breganza. Reti nel secondo tempo di Rizzitelli, Sperotto, Mottin. Ne manca uno, il 6-1. 3-0, scusate. Quindi reti di Rizzitelli, Sperotto e Mottin nel secondo tempo. Quindi una tripletta per Sperotto Alvise. Il numero 4 di Breganzi. Doppietta per Mottini e De Bortoli e un gol per Rizzitelli. Cancellara invece fa segnare la rete della bandiera fino ad ora per Scandiano. Time out chiesto da non si sa perché è già spenta la luce, eccolo qua, torna la luce verde, ovvero per Scandiano. Mentre lo Scandiano di Under 17 in quel di Serenio è sotto per 2-1 contro la Veneta Sandricense guidata dall'amico Cacao. Un'altra bella chioma fa ingresso tra le file di Scandiano col numero 8, provo a dirlo bene, Saskeric Nazar, quindi una bella chioma bionda rasata che adesso spazza la palla, poca fortuna, ci riprova il capitano De Bortoli, ma niente di fatto per Tommaso.
Si lotta fino all'ultimo, 1,48 al termine. Ragazzi, con tutta calma, alza la testa, fa girare la palla. È entrato Rizzitelli, Tommaso. Rizzitelli dà anche indicazioni di gioco ai suoi compagni. Ci ha provato Parente Salvatore, ma il tiro era di poco distante dalla porta difesa da Vezzaro. Bomba da fuori del numero 9 di Breganze, è appena entrato Gasparotto Giulio. Poi il suo tapin è letto bene da Rinaldi. Si scambiano 5 Rizzietelli e Gasparotto che avevano confezionato questo tentativo. Il passaggio su Gasparotto era proprio di Rizzietelli. Fuori misura il tiro di Gasparotto, si era liberato bene Rizzitelli. De Bortoli si libera, tira, colpisce il pattino del capitano avversario. Ultimi 5 secondi, 4, 3, 2, 1. Andiamo in archivio questa partita augurale del Kermesse di 4 giorni che assegnerà il campionato nazionale e la Coppa Italia FIRS nazionale della categoria Under 11. Prima partita di giornata che vede il padrone di casa del Breganze avere la meglio per 8-1 sullo Scandiano. Vi leggo i gol in sequenza. De Bortoli, Sperotto, Mottin per Breganze, Cancellara per Scandiano, De Bortoli, Sperotto, Rizzitelli, Sperotto, Mottin per Breganze. Quindi da Desme Max per questa partita è tutto. Ci sentiamo tra 25 minuti. La partita a seguire è prevista alle 10:15 e sarà Hockey Piene contro Rotellistica Scandianesi. A tra poco.